Benvenuto, sono il dottor Alessio Veneziano, fisioterapista e fondatore di Neurobalance, il programma per la cura dei sintomi persistenti. Quello che stai per intraprendere è un esercizio di immersione profonda pensato per ristabilire il tuo naturale flusso energetico e per aiutarti a sciogliere i blocchi emotivi ad un livello profondo. Questo esercizio di regolazione è probabilmente uno dei migliori esercizi che troverai in rete, quindi prenditi il tempo e lo spazio per completarlo senza interruzioni. Adesso chiudi gli occhi. Chiudiamo le porte dentro di te e dietro di te. Non solo quelle fisiche, ma anche quelle della prestazione, della spiegazione e quindi della tensione mentale. Lasciale chiudere del tutto. Permetti al respiro di trovare il suo ritmo naturale adesso. Respirando lentamente dal naso ed espirando ancora più lentamente dalla bocca. Con ogni respiro lascia che la mente si acquieti e che il corpo inizi a parlarti sottovoce. Ti è mai capitato di sentire il corpo che ti chiama attraverso un linguaggio silenzioso, fatto di sensazioni che non puoi ignorare? Una pressione al petto, una fitta allo stomaco, una stanchezza che il sonno non riesce a sciogliere, una tensione che torna. E ora, invece di scacciare questa tensione, queste fitte, queste stanchezze, ascoltale. Immagina che ogni sensazione sia un messaggio in codice che arriva dalle profondità del tuo essere. Vedi, è un messaggio d'amore, non di paura. Viviamo spesso come se il corpo fosse una macchina da aggiustare, ma tu non sei una macchina. Tu sei un'armonia di mente, corpo e spirito, un intreccio perfetto, e ogni sintomo è solo un segnale che ti chiede ascolto. Quando la vita ti travolge, le responsabilità, le emozioni non dette, le scelte rimandate, il corpo si fa messaggero. Ecco che puoi sentire la testa pulsare, il respiro accorciarsi,
le spalle indurirsi, ma adesso, in questo momento, puoi fermarti, puoi ascoltare. Inspira ed espira e lascia che una luce calma e calda si diffonda nel petto. Il tuo corpo inizia a rilassarsi dalla sommità del capo fino ai piedi. Dai il tempo in questi secondi al corpo di iniziare a recepire dei messaggi di sicurezza. Una corrente dolce ti attraversa, portando calma, fiducia e sicurezza. Ogni muscolo, ogni nervo, ogni cellula sta ascoltando la tua intenzione di pace. E ora, nella quiete che si apre, puoi iniziare a dialogare con il corpo. Chiedigli con dolcezza queste domande. Cosa vuoi dirmi attraverso questo dolore? Cosa cerchi di proteggere in me? Di cosa ho bisogno davvero? Non serve una risposta logica. Forse arriverà un'immagine, forse un ricordo, una parola, forse solo un senso di chiarezza. Lascia che emerga. Cosa vuoi dirmi attraverso questo dolore, corpo? Cosa stai cercando di proteggere in me? Di che cosa ho bisogno davvero? Rimani in ascolto. Lascia emergere ciò che deve emergere. Un'emozione, un sintomo fisico. Lascia andare quello che deve andare. Per la prima volta sei qui ad accogliere ciò che ha bisogno di emergere. Perché il corpo non ti sta tradendo, non è contro di te, ti sta guidando verso casa. E ora, ad ogni respiro, permetti al dolore di ammorbidire i suoi contorni. Alla tensione di sciogliersi come neve al sole. Al cuore di aprirsi lentamente. Se c'è rabbia, lasciala muoversi.
Se c'è tristezza, lascia che si esprima come un'onda che va e viene. Se c'è paura, abbracciala come una parte che vuole solo essere compresa. Il corpo è un tempio sacro. La rabbia trattenuta diventa rigidità. La paura si annida nello stomaco. La tristezza pesa sul petto. Eppure, tu puoi trasmutare tutto questo. Puoi trasformare il dolore in ascolto, la tensione in presenza, la paura in amore. E ripeti dentro di te lentamente queste frasi. Mi fido del mio corpo. Ascolto i suoi messaggi con amore. Corpo, non ho più bisogno di combatterti. Corpo, sei la mia guida verso la guarigione. Ogni parola scende come un seme che germoglierà nei giorni a venire. Corpo, mi fido di te. Corpo, ascolto i tuoi messaggi d'amore. Corpo, non ho bisogno di combatterti più. Corpo, sei la mia guida verso la guarigione. E adesso, alla prossima espirazione, immagina una luce dorata espandersi dal cuore. Questa luce abbraccia ogni parte del corpo. Può allargarsi oltre i confini della pelle, fino a riempire lo spazio intorno a te. Quella luce è consapevolezza. È amore, è la tua vera essenza che ritorna a casa. Lascia andare il respiro. Lascia andare ogni tensione accumulata. Lascia andare ogni pensiero che non ti serve più. Lascia andare ogni attaccamento al materiale presente. E rimani qui, ancora per un momento, nel silenzio di questo contatto profondo dentro di te. Ogni volta che sentirai un sintomo, un disagio, una tensione, ricorda che non è un nemico da evitare. È un invito. Il sintomo è un invito.
una voce che ti riporta al centro, perché in fondo il dolore non è crudeltà, è la vita che ti richiama a te stesso, è una cura travestita da ostacolo. Quando sei pronto, pronta, porta le mani sul cuore, senti il battito del cuore e ringrazia questo organo che ti ha portato in vita fino ad oggi, lavorando per te per decadi. Ringrazia il tuo corpo per averti parlato attraverso i tuoi sintomi. Con un respiro profondo adesso torna lentamente al qui e ora. Inizia a muovere le mani, le dita dei piedi. Prendi consapevolezza di dove ti trovi. Congratulazioni, hai preso per te un momento sacro. Ti invito a usare queste meditazioni giornalmente, perché questi messaggi sono messaggi che il tuo corpo recepisce. Il tuo corpo è più intelligente di quello che credi. Se vuoi ampliare questo percorso, puoi far parte di Neurobalance, un percorso mente-corpo per la cura dei dolori persistenti. Guarda i link in descrizione. Io sono il dottor Alessio Veneziano e spero di vederti e sentirti in Neurobalance. Alla prossima.